Sulla movida estiva interviene il presidente della Confcommercio Francesco Picarella. Per Francesco Picarella, Agrigento deve avere regole certe per favorire la nascita e il mantenimento di imprese e dare certezza ai residenti e ai villeggianti. La musica da discoteca fino a tarda notte è inaccettabile, afferma Picarella. Altrettanto inammissibile avere una città senza i giusti momenti di intrattenimento che risulterebbe spenta, invivibile e non a misura di turista. Da qualche tempo subiamo scene squallide come il parcheggio sulla rampa di lancio delle barche al porticciolo, l'abbandono di bottiglie di vetro sul ciglio della strada, di cartoni della pizza sulle aiuole e perfino chi, in preda al delirio alcolico, si lascia andare a urla notturne o chi all'ennesima rissa con intorno la folla che inneggia e assiste inerme. Per Picarella ci sono scene di rutinario delirio nelle notti di un qualsiasi weekend estivo della città dei templi. Non si può andare avanti in questo modo con la mancanza di regolamenti, controlli che possano garantire la certezza di fare impresa con il sacrosanto diritto al riposo e una città vivibile. Nell'ottica di trovare una sintesi tra le due esigenze solo apparentemente contrapposta, afferma il presidente di Confcommercio Picarella, è assolutamente necessario regolamentare da un lato i legittimi interessi di chi desidera fare impresa in questo ambito nella nostra città e dall'altro chi da cittadino desidera e ne ha tutto il diritto di vivere in una città civile in cui siano garantite condizioni di vivibilità e di sicurezza. Le imprese devono poter essere alleate strategiche con le quali sottoscrivere un patto per l'intrattenimento sostenibile e attrattivo. L'aspetto dell'inquinamento acustico, conclude Picarella, non è il solo che bisogna affrontare. Occorre avere una città organizzata, certezza delle regole, anche sulla vendita degli alcolici, sui parcheggi, sul traffico, sui piani emergenza e soprattutto sulla regolamentazione del commercio. Per questo invitiamo l'amministrazione comunale a organizzare un tavolo di concertazione per stilare le relative ordinanze di cui il territorio ha necessità.